Io consiglio a tutti quanti un cucchiaino a digiuno che ci porta una salute perfetta. Il popolo italiano è il popolo più longevo dopo il Giappone e quindi ci sarà un motivo e il motivo è l'olio extravergine d'oliva. E questo consiglio per la quotidianità è valido per tutti. Un consiglio di salute alla popolazione più longeva al mondo dopo quella del Giappone. Se in Italia si mangia bene è anche per la salubrità dei prodotti, la cura nel proporli, preservando l'aspetto più naturale. Daniele Salvagni è un imprenditore che ha ricoperto cariche apicali alla Coldiretti di Verona e Consorzio Olio Veneto DOP, mantenendo saldamente la guida della propria azienda familiare, nota per l'olio prodotto, che è pure parte integrante del marchio, ma che alla 56esima edizione del Vinitaly ha svelato anche il grande lavoro che, parallelamente, opera pure in campo vitivinicolo. È una family business, veramente proprietà di famiglia, e dovevamo presentare il Recioto, il Valpolicella Superiore, il Ripasso e nonché l'Amarone Riserva 2016, perché è da un bel po' che facciamo l'Amarone. Abbiamo la fortuna di avere dei vigneti di famiglia nella Valpantina, è a 2 passi da Verona e godono di questo clima veramente eccezionale perché sono tutti sulle colline dove si sposa l'olivo e la vite e quindi è a giocare facile in casa perché veramente basta lasciarli stare e veramente i vigneti ti danno il meglio della loro produzione. Basse rese ma di altissima qualità e veramente poca lavorazione in cantina perché tra l'altro noi, essendo tecnologi alimentari del settore dell'olio, ci piace fare la spremitura dell'oliva sana e naturale così com'è e così abbiamo riportato anche per il vino. Vinitaly ha avuto anche quest'anno un'ampia sezione dedicata agli oli di qualità. Degustazioni di prodotto, ricette accattivanti che in collaborazione con il noto chef veneto Graziano Manzato hanno accompagnato le varie giornate della Fiera Scaligera. Non potevamo mancare noi chef del Veneto, che siamo un orgoglio per tutto il mondo. Difatti alle Olimpiadi di Stoccarda ultimamente abbiamo portato i nostri prodotti del Veneto, tra cui Daniele mi segue sempre, in tutte le parti del mondo c'è il suo olio, quindi è una cosa straordinaria. Gli chef veneti devono essere Vinitaly, sono componenti importanti per il nostro olio e per la nostra economia. Io dico sempre che oggi non si parla più di condire un piatto, ma si parla veramente di un alimento che va a creare la coreografia del piatto stesso, perché l'olio diventa una parte importantissima del piatto. Negli chef internazionali, quando hanno pesce, sushi, insalate, hanno formaggi di qualsiasi tipo, prediligono oli del nord Italia perché sono oli molto delicati, molto equilibrati e che aiutano il piatto a renderlo equilibrato. Quindi questa penso che sia anche una fortuna un po' che abbiamo in questo piccolo territorio, che produciamo veramente una piccola produzione ma che diventa veramente una grande eccellenza e soprattutto un grande connubio nel piatto stesso. Direi proprio di sì, non c'è parte del mondo che abbia un olio come il nostro e io sono, diciamo, non perché abbiamo un'amicizia profonda, io ho portato l'olio Redoro a tutte le Olimpiadi che ho fatto ed è stato un grande successo perché l'abbiamo fatto assaggiare anche al presidente mondiale Thomas Google, che è rappresentante di 120 paesi, ma l'ho portato con onore e con piacere. Quindi noi siamo i trionfatori veramente dell'economia veneta.